Chi ha avuto modo di acchianare a Monreale sicuramente si sarà fermato ad ammirare la bellezza del Duomo, non solo perché è uno degli edifici più belli del mondo, ma anche perché è un edificio enorme. Il Duomo, il chiostro, tutto il belvedere che dà sulla Conca d'Oro, è una superficie che è il doppio di San Marco a Venezia. È enorme, una cosa bellissima, decorata in maniera splendida e con un Cristo Pantocratore che te talia come se fosse tua madre quando tu eri Nico. Sul Duomo di Monreale c'è una storia che è abbastanza famosa, quasi tutti la conoscerete, ve la racconto fra poco. Quello che forse si sa di meno è che il Duomo di Monreale è veramente un simbolo di multiculturalità. Infatti è stata costruita sotto i Normanni, ma gli operai erano tutti arabi e i mosaici erano tutti bizantini. C'erano gli ebrei che insieme agli arabi, ai bizantini, ai normanni e ai siciliani edificavano pezzo dopo pezzo questo complesso meraviglioso. Guglielmo II era un uomo di grande cultura e di grande tolleranza. Infatti si narra che durante il terremoto del 1169, appena arrivò la scossa forte, tutti si misero a pregare il proprio Dio. Quando Guglielmo II entrò a corte, tutti si firmarono, ma Guglielmo, essendo un uomo tollerante e intelligente, ci sta tutto un bel occupato, ognuno presso suo Dio, che siamo tutti nei guai. Palermo allora era una delle città più belle del mondo, se non la più bella del mondo, perché Joe Bair ci lascia scritto che Palermo era la più vasta e più bella metropoli del mondo, la città piena di eleganze, con talmente tante cose belle che era difficile narrarle tutte. Muccioli stesso ci dice che a quei tempi si chiudeva a Milano, a Firenze o a Bologna si chiamava un pantano, mentre a Palermo c'erano delle elegantissime strade selciate. Se Muccioli si facesse un giro ora... Vabbè, lasciamo perdere. Per dare la dimensione delle cose e per far capire la meraviglia del Duomo di Monreale, non soffermiamoci soltanto sul Cristo, che è sicuramente il pezzo forte, sui mosaici, sui colori, sul chiostro meraviglioso, ma sul piccolo dettaglio che il Duomo contiene 114 colonnine binate, ognuna con un capitello diverso dall'altro. Questo ci fa capire il valore artistico elevatissimo del Duomo di Monreale. Come vi dicevo poco fa, c'è una storia. Perché Guglielmo II decise di costruire il Duomo di Monreale proprio lì? Lo decise in seguito a un sogno. Guglielmo II era impegnato in una battuta di caccia, a un certo punto si stancò e si addormicì sotto un carrubo. Mentre dormiva sotto il suo carrubo, ci appariva un sogno e ci disse: Guglielmo, sotto quest'albero di carrubo c'è un tesoro enorme. Pigliati su tesoro, ma qui devi costruire il mio trono. Qui devi costruire la mia chiesa. Guglielmo II si svegliò e chiamò subito aiuto. Ci disse: la Madonna mi disse che a sotto c'è un tesoro, picchiamolo. Effettivamente sotto quell'albero fu trovato un tesoro ricchissimo, antichissimo. E allora Guglielmo II lo prese come segno e cominciò a edificare questa meravigliosa cattedrale. A Guglielmo II sicuramente Monreale ci piaceva assai, la Conca d'Oro, le battute di caccia, sto splendido Duomo, tanto da decidere di farsi costruire la sua tomba lì. Quindi lui ancora oggi riposa, non si è voluto mai allontanare dalla sua creazione perfetta. E nei secoli si sono tramandati dei versi che sembrano essere la trascrizione di chi ci disse Maria a Guglielmo II, che dice: Maria, caricella imperatrice, disse ca un trono voglio fare. L'angeli mandò a fare i matrici e volando si firmarono a Monreale.